Quindi risorgimentali della seconda guerra di indipendenza. Oltre a questo però, come abbiamo detto, il nostro gruppo propone una selezione di balli 800, però prima, proprio per onorare e per ricordare comunque i nonni dei nostri nonni, cioè il periodo preunitario, vogliamo presentarvi questo plotone, questo reparto 1859 del Ducato di Modena. Eccolo che sta arrivando. Signore e signori, il battaglione Stense di Modena. Ed ecco signori il reparto di fanteria 1859 del nostro Stato preunitario di Modena. Come vedete abbiamo ricostruito questo reparto che questa sera qui in una piccola aliquota, perché il nostro reparto che partecipa alle grandi rivocazioni storiche risorgimentali come a Magenta, sembra qui vicino, non lontanissimo, o a San Martino del Solferino, il reparto è al completo. Questa sera ci serve questo plotone per mostrarvi solo come erano. E allora chiedo innanzitutto al sergente di mandare avanti un soldato, il più istruito, normalmente si dice, si manda quello più... Eccolo qui, il nostro soldato. Innanzitutto vedete, questo uniforme vi può ricordare l'uniforme austriaca, perché l'uniforme austriaca era così ma bianca. Noi veniamo da Modena e Modena è sempre stato alleato di casa Austria, quindi nel 1859 Modena col suo esercito era alla frontiera con la Toscana, in montagna, pronto a rintuzzare il quarto corpo d'armata francese sbarcato a Livorno. Comunque l'uniforme di allora erano innanzitutto in panno di lana, tutti avevano il panno di lana, anche i soldati piemontesi, sia d'inverno che d'estate. Qui abbiamo una giberna in cui erano tenute le cartucce e per curiosità vogliamo farvi vedere come erano le cartucce. Erano cartucce, cioè rotoli di carta, si fa vedere anche agli altri, erano rotoli di carta con dentro la polvere da sparo e la pallottola, che era una palla. Cosa faceva il soldato? Adesso provo a fare il caricamento. Il soldato doveva mettere l'arma in bilancio, come vi ho detto, aprire il dispositivo, strappare con la bocca la cartuccia, inserirla e poi inserirla nella canna. Per questo si chiamava arma ad avancarica. Tutto questo veniva fatto non come adesso davanti a un pubblico, ma veniva fatto davanti al nemico, ma il nemico non era lontano chilometri, era lontano 100 metri, quindi capite la difficoltà di fare questa operazione. Infatti si riuscivano a fare 1, 2, massimo 3 volte al minuto e con gran pericolo. Questa l'arma è carica. Volevo solo farvi vedere lo zaino che abbiamo ricostruito, lo zaino. I soldati di allora portavano tutto il cappotto con lo zaino,
che serviva da cuscino, serviva comunque da riparo, e quindi avevano anche il cappotto, anche in estate. Ecco, questo era il soldato, grosso modo, come abbiamo ricostruito. Noi l'abbiamo ricostruito con i documenti originali che abbiamo a Modena in archivio di Stato. Facciamo rientrare il soldato e, come vi dicevo, vogliamo mostrarvi come combattevano allora. Allora combattevano in linea, un ciocante, vi diamo l'impressione un po' come doveva essere, ma ricordatevi che allora erano interi battaglioni, 400-500 soldati alla volta. Ripeto quello che ho detto prima: se abbiamo degli amici animali vi pregherei di allontanarli, e se abbiamo dei bambini li teniamo vicini perché facciamo una salva. Va bene? Adesso stanno caricando tutti, è un piccolo platone, ma vogliamo proprio mostrarvi un po' com'era allora questa cosa che, ripeto, per i soldati era molto molto pericolosa, perché, come sapete, a San Martino e Solferino furono decine di migliaia di vittime da ambo le parti, sia dei piemontesi, dei francesi e degli austriaci. I soldati modenesi ebbero la fortuna che, essendo su all'Abetone, il 4 giugno 1859 i francesi e i piemontesi vinsero Magenta, quindi tutto il fronte si spostò e tutto l'esercito modenese fu spostato a Mantova, quindi ebbero la fortuna, i nostri nonni dei nonni, di non subire purtroppo le sorti della battaglia. Ora vediamo, siamo pronti per fare una salva, attenzione, se no ci copriamo le orecchie, va bene? Comandante, a lei. Ecco com'era, avete visto come allora con pochi soldati, come faceva in difesa del quadrato. Che paura, sta piangendo! Io mi sto quando andiamo alla battaglia di San Martino e Solferino siamo centinaia di rievocatori e vi assicuro che il campo, la il vecchio Stato sabaudo. 1861 abbiamo la grande avventura del nuovo Stato, l'unità nazionale. Scarica, vuota, poi la salvare. Signori Boldini,
disturbato. E naturalmente vogliamo avere qui in piazza il nostro sindaco Rocchino Moliere. Eccolo, facciamo un applauso al nostro sindaco. Signor sindaco, gli spari sono stati... perché siamo anche in una posizione un po' chiusa. Vi prego di venire qua perché, signor sindaco e signor assessore, noi da Modena vi abbiamo portato un dono e l'abbiamo qui, sarà portato dai garibaldini. Prego il nostro regista. Disponiamo la bandiera tricolore davanti al nostro sindaco, al nostro assessore, perché vogliamo, alzandoci tutti in piedi, ascoltare il nostro inno, l'inno nazionale italiano.
il presidente della Fondazione Teatro Marenco di Novi Ligure, Nino Andronico, perché è insieme con la Fondazione che abbiamo scelto di dedicare questa serata al ballo ottocentesco, al ballo storico, per richiamare quell'atmosfera unitaria, ottocentesca, che è stato un contesto storico in cui è nato il nostro teatro cittadino, che tutti noi stiamo attendendo con grande trepidazione che ritorni alla nostra comunità. Lascio subito la parola per il saluto istituzionale al sindaco di Novi Ligure, Rodrigo Mugliere. Grazie. Doveroso tanto ringraziare tutti voi per la vostra presenza. Questa è la prima manifestazione pubblica dopo i tragici eventi di Genova e del Forlì. E quindi è doveroso da parte mia, da parte nostra, chiedere a tutti voi e a tutti noi un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di questo processo. Silvia Bergaglio stasera siamo qui perché la fondazione che è nata per seguire i lavori di ristrutturazione del nostro teatro ha voluto organizzare questa bellissima serata che ci fa tornare indietro nella storia, ma che nello stesso tempo ci porta a, speriamo, un evento che avverrà tra poco tempo, cioè quello di restituire alla città il nostro teatro Romualdo Marenco. E sarà sicuramente un evento storico, come è stato un evento storico la sua nascita, la sua costruzione nel 1839. Ma io credo che sia estremamente giusto da parte mia innanzitutto ringraziare chi ha accolto l'invito della Fondazione e dell'amministrazione comunale di adottare una poltrona e un palco. Grazie a tutti quanti che non hanno voluto accogliere l'invito della Fondazione, ma era anche un piacere di poter dire che Teatro Marenco è una. Quando 5 anni fa io ho assunto la presidenza dell'ente, sembrava una scommessa molto difficile da fare, anche perché tutti i soldi necessari per spendere questo problema. Siamo partiti che non siamo ancora un minuto per concludere gli argomenti e tutto quello che interno. Oggi, grazie al contributo, che è stato fondamentale fino all'ultimo centesimo, ma soprattutto il nostro sindaco, Rodrigo Mugliere. Grazie signor sindaco.
vi ho detto che sono brave, no?
Che nessuno lasci la piazza, andiamo tutti da questa parte, 1, 2, 3, opla, saltello, via, 1, 2, 3, opla, ancora, 1, 2, 3, opla, 1, 2, 3, opla, e adesso alla prossima andiamo di fronte a una coppia, perché è il cavaliere che porta, opla, opla, coppie, giro, sinistro, cambiamo la dama, via, opla, sauté, sauté, formiamo le coppie, via. Fermi, dov'è il nostro comandante che non lo vedo? Eccolo! Tutti dietro il comandante! Facciamo una grande fila dietro il comandante, forza! Tutti dietro il nostro comandante! Come siamo? Dov'è il nostro comandante? Tutti dietro, tutti dietro! Allora siamo qua, siamo pronti? Pronti? Siamo pronti? Via! Facciamo andare tutta la linea, forza! Andiamo! Seguiamo il comandante! Seguiamo il comandante! Via, via, via! Più forte! Forza!
Estense vi saluta, grazie Novi. Vi salutiamo, grazie per aver partecipato. Grazie signora. Grazie per questa bella festa. Il battaglione Estense di Modena, grazie. Grazie per questo bell'invito, grazie Novi.